benvenuti sul nostro canale dell'azienda agricola Venture. Oggi andiamo a fare un lavoro di cimatura in questo vigneto. Ecco, in pratica oggi cosa andiamo a fare? Con la cimatrice andiamo a spuntare le punte di questo vigneto, delle viti di incrocio Manzoni in questo caso, e andremo anche a tagliare leggermente queste foglie che spuntano verso l'esterno. Questo vigneto è pronto perché qui abbiamo già fatto il lavoro di palizzatura, come vi abbiamo fatto vedere nei vari video. In questo caso l'abbiamo fatto col macchinario, infatti sono presenti gli spaghi, per cui qua andremo a completare, o meglio ad aggiungere un tassello di quello che è la gestione del verde in questo momento. Qui andremo a spuntare soprattutto la parte superiore delle viti. Ecco, adesso col macchinario dovremo passare più o meno a un 10 cm circa dai pali, in modo tale da non rovinare i coltelli. Quindi più o meno il lavoro sarà questo: andremo a sportare questa porzione di tralcio, in modo tale anche da creare una spinta maggiore, un'energia maggiore alla vite, perché si sente chiaramente attaccata quando noi andremo a fare questa potatura, e quindi sprigionerà ancora più energia. E vedete, una bella porzione di tralcio verrà cimato. Ecco, anche lateralmente chiaramente andremo a fare un accorciamento dei tralci. In questo caso questo non è stato preso dal macchinario, ed è utile che non sia stato preso perché è la parte terminale dell'archetto, per cui non ci servirà per la potatura invernale, quindi potremo andarlo a cimare. Chiaramente più o meno a questo livello verrà cimato, ma al di fuori ovviamente dell'uva, perché se noi andremo troppo vicino chiaramente rischieremo di rovinare, di tagliare, di asportare, di rovinare insomma la produzione dell'uva. Qui siamo in un vigneto di incrocio Manzoni che diciamo nei nostri vitigni, nella nostra zona, sicuramente è quello che cresce più ordinato ed è quello che sviluppa meno uno sviluppo laterale dei germogli, ma più verticali, e quindi è un po' anche più semplice da lavorare, per cui forse si capisce un po' meno il concetto. Però in questo caso noi andremo sicuramente a fare più una cimatura apicale che non fa laterale, perché lateralmente veramente c'ha qualche foglia e poco più, ma ci sono altri vitigni nella nostra zona come la Garganega, ma non solo, che sprigiona molto lateralmente, e quindi con la cimatrice è molto importante contenere la parte laterale, perché chiaramente andremo a esporre maggiormente a quella che è la reazione, quella che è le luci, l'irraggiamento solare, quindi una miglior maturazione, chiaramente i grappoli. Quindi questo macchinario ci servirà non solo adesso, ma faremo più passaggi durante la stagione estiva, in modo tale da rendere sempre ordinata la chioma, e oltre a essere una parete ordinata, anche una parete funzionale, nel senso che poi sarà una parete che è adatta a sviluppare meglio quelle che sono le capacità e le componenti organolettiche appunto dei grappoli. Noi per fare il lavoro di cimatura abbiamo una cimatrice che è della Fama, ed è una cimatrice a coltelli. Esistono varie macchine che fanno questo lavoro, ce ne sono coltelli, ci sono a bilama, noi avevamo una bilama e adesso siamo passati a quella a coltelli. Ci sono possibilità di averla doppia scavallante, doppia nel senso che fa una facciata di qua, una facciata di là, doppia scavallante che fa praticamente 2 filari completi. Lì ovviamente a seconda delle esigenze della struttura dei vigneti. Noi, avendo una situazione medio collinare, usiamo una cosiddetta L, nel senso che abbiamo una parete laterale con cui lavoriamo, una barra laterale, e poi un top sopra che va a cimare la parte superiore, per cui viene chiamata L rovesciata. Questi sono i coltelli responsabili appunto del taglio, e il movimento che fanno è questo, quindi circolare, e vanno appunto a tagliare, a sminuzzare, girando velocemente chiaramente appunto i tralci, e sono i responsabili del taglio e del lavoro effettivo del macchinario. Ecco, come vedete anche sono sfalsati i coltelli, in modo tale che girando un coltello riesca a coprire un paio di centimetri il lavoro anche dell'altro, in modo tale che riescano a tagliare in modo perfetto i tralci e non ci siano spazi di mancato lavoro. Ecco, la macchina si presenta montata anteriormente con delle staffe, e poi ha dei pistoni
che consentono i vari movimenti in modo tale da adattarlo ai sistemi di impianto a cui ci troviamo di fronte. Per esempio qui sul piantone principale c'è questo pistone che serve da alzare o abbassare il macchinario in modo tale da avere tutto il gruppo che taglia più alto o più basso rispetto al suolo, e si può adattarlo appunto se si ha un vigneto un po' più alto, un po' più basso come impianto, ed è quindi molto importante. Lateralmente può fare un movimento, quindi può essere spostata più lateralmente o più vicino al centro del filare. Anche questo è un sistema per adattare appunto alla situazione che ci si trova, se c'è un ostacolo supponiamo, o chiaramente anche per andare su strada ci aiuta, perché chiudendo tutta la lama ci porta a ingombrare meno, a occupare meno spazio. E poi ci sono altri pistoni, uno come questo per esempio, un pistoncino che serve più che altro per il brandeggio obliquo, diciamo, per adattare all'andamento del filare ed essere sempre a squadra con il filare. E poi in cima abbiamo un altro pistone che serve per andare a regolare il lavoro del top. Top è la parte superiore, in questo caso abbiamo due coltelli responsabili della cimatrice, della cimatura del top, e andiamo a regolarlo con quel pistone. Chiaramente potremmo andare a metterlo più a 90 gradi oppure verticale se non abbiamo bisogno di tagliare. Ecco, tutti i movimenti di questa macchina, di questa cimatrice, sono resi possibili perché c'è un generatore di energia, e in questo caso l'apporto energetico viene dato da un organo attaccato al trattore e sfrutta la presa gardanica appunto del trattore. Per fare i movimenti abbiamo una pompa idraulica che ci consente di, essendo attaccata alla presa gardanica del trattore, ci consente di pompare l'olio all'interno di tutti i circuiti idraulici del macchinario, e attraverso l'ausilio appunto la presenza delle elettrovalvole ci consente di fare tutti i vari movimenti, quindi muovere i coltelli e muovere tutti i movimenti laterali, sopra, sotto e obliqui della cimatrice. Ecco, noi abbiamo anche attaccato dietro un gruppo, qua una riserva di olio di trasmissione, e questo ci consente di far sì che la pompa peschi da questo serbatoio e poi spinga l'olio ai vari movimenti del macchinario, e poi c'è un sistema di ritorno in questa riserva. In questo modo abbiamo il vantaggio che non utilizziamo l'olio di trasmissione del trattore, che intanto che noi lo usiamo molto questo macchinario per diverse ore prolungato durante il giorno, si riscalderebbe troppo l'olio di trasmissione del trattore, e questa riserva inoltre ci consente appunto di non scaldare troppo l'olio, per cui abbiamo la possibilità di pescare sempre olio a una temperatura più adatta e far sì che il macchinario lavori in modo corretto. Eventualmente si potrebbe anche installare, alcune riserve di olio ce l'hanno, un radiatore che aiuta ulteriormente a raffrescare, a tenere la temperatura ancora più corretta per quanto riguarda la temperatura appunto dell'olio. Diciamo, il sistema idraulico di questo macchinario è un po' complesso, però è abbastanza logico. Cioè abbiamo un tubo di pescaggio, che è questo, che ci consente di pescare l'olio dalla riserva attraverso la pompa, quindi viene reso disponibile alla pompa. La pompa poi con questo tubo, che è un tubo di mandata, riesce a spingere con forza l'olio in pressione a tutti gli organi responsabili dei movimenti della macchina. Poi abbiamo un tubo di rientro, che è questo, e un tubo di scarico, questo qua, che come vedete torna alla riserva di olio. Poi in questo caso hanno anche installato un altro tubo idraulico, che è un tubo di sicurezza, un tubo idraulico di sicurezza. Ecco, qua abbiamo l'arrivo dell'olio, e in questo punto, che è un centro nevralgico di questo macchinario. Possiamo dire che è una sorta di centro di smistamento. Infatti qui arriva l'olio, e poi abbiamo la presenza di diverse elettrovalvole, che possiamo intenderle come dei rubinetti che hanno un verso di apertura e di chiusura comandate elettricamente, e quindi possiamo decidere se aprire una o chiudere un'altra, viceversa,
eccetera, e quindi queste elettrovalvole fanno sì che attraverso questi altri tubi più piccoli una parte di olio venga coinvogliata in una zona, in un pistone per esempio, oppure come in questo caso anche in un motorino che è posizionato in questa parte per far comandare il movimento di questi coltelli. Poi abbiamo un altro motorino nel top che serve appunto per azionare i coltelli del top, e in questo modo tutto l'olio che viene pompato dal gruppo posteriore viene poi distribuito attraverso l'utilizzo delle joystick che comanda le elettrovalvole appunto ai vari organi di movimento, e poi l'olio rientrerà in serbatoio sempre attraverso questi tubi, che chiaramente ce ne sarà un di mandata come abbiamo visto, di ritorno allo scarico di sicurezza. Ecco, adesso vi facciamo vedere l'organo di comando del responsabile dei movimenti di tutto il macchinario, che quindi è quello strumento che ci serve per aprire o chiudere quelle elettrovalvole di cui parlavamo prima. In questo modo si possono poi fare tutti i movimenti del macchinario. Ecco, questo è il joystick che ci permette di fare appunto tutti i movimenti del macchinario. Ha una base magnetica a cui noi applichiamo appunto questa piastra, in modo tale che ci consenta una bella calamita, e quindi resta bello stabile e ci consente appunto di lavorare in modo abbastanza ergonomico. Tra l'altro è fatto veramente bene questo joystick rispetto a quello vecchio, fatto veramente passi in avanti. Per quanto riguarda i comandi, abbiamo due bottoni laterali, uno di accensione e uno di chiusura dello spegnimento, diciamo, dell'impianto elettrico. Quindi per far andare tutto il joystick prima andiamo a azionare questo pulsante verde che ci dà, vedete, la luce verde, quindi ci dice che c'è energia elettrica nel circuito del joystick. Ecco, questi pulsanti sono i responsabili dei movimenti, quindi andremo ad aprire o chiudere le elettrovalvole, quindi con ognuno di questi pulsanti. Partendo da sinistra, questi due arancioni sono i responsabili dell'inclinazione del top, per cui potremo andare a renderlo verticale rispetto alla parete fogliare, oppure con un angolo che scegliamo fino più o meno a 90 gradi rispetto alla parete fogliare, e lì, in base a quello che vogliamo ottenere, noi andremo a regolare il top con questi due pulsanti. Questi qua due azzurri invece regolano il pistone laterale, quindi andremo a rendere il macchinario, avvicinare, diciamo, il macchinario alla parete fogliare, oppure a distanziarlo, in modo tale da poter regolare bene il taglio, quindi la distanza di taglio per esempio dai grappoli, se vogliamo cimare in modo più pesante o in modo meno aggressivo. E ovviamente poi quando andiamo su strada andremo a chiudere tutto il pistone in modo tale da ingombrare meno su strada. Poi abbiamo questi due pulsanti verdi che invece sono responsabili del brandeggio, quindi possiamo andare a inclinare o meno il pistone, diciamo, responsabile dell'inclinazione, quindi rendere meno obliquo o più obliquo rispetto alla parete fogliare, quindi possiamo andare a lavorare sempre a squadra con la parete fogliare per fare un bel lavoro. E poi abbiamo questi due pulsanti gialli che ci consentono di andare ad alzare o abbassare completamente il macchinario, quindi se abbiamo una parete fogliare più alta o più bassa, un sesto di impianto più alto, un sesto di impianto più basso, con questi due pulsanti riusciamo ad andare a regolare questa funzione. Infine abbiamo questo pulsante che è il pulsante responsabile del movimento dei coltelli. Con le elettrovalvole si vanno a fare i movimenti appunto di tutti questi organi, e poi ci sono alcune regolazioni meccaniche da fare all'inizio, diciamo, di quando si imposta il macchinario per la propria azienda, per i propri vigneti. Per esempio anche qua ci sono delle viti con cui si potrebbero andare a mollare e a regolare su questa staffa. Ulteriormente anche qua si può andare a alzare ulteriormente il top, anche questa lama si può andarla a regolare facendo slittare questo gruppo sulla
questo portalama, per cui si possono ottenere alcune regolazioni, ma che ormai più o meno una volta fissate si cerca di avere una distanza, una regolazione abbastanza generale, e poi attraverso i movimenti del joystick si va ad adattare ulteriormente al vigneto, al sesto d'impianto. Con questa cimatrice poi i coltelli vengono azionati attraverso il joystick, appunto vengono azionati tutti, sia questo di questa barra laterale lunga sia del top. Non so se magari alcune altre cimatrici hanno la possibilità di azionare solo una delle due, bisognerebbe aggiungere probabilmente un'altra elettrovalvola. In questo caso, se si vuole escludere il top, o appunto si tiene verticale, quindi non va a lavorarmi sulla cimatura, quella diciamo della parte apicale delle viti, oppure magari si potrebbe andare a togliere l'afflusso di olio, quindi a mettere un tappo, e quindi il top verrebbe diciamo escluso proprio dal movimento. Ecco, inoltre l'ultima cosa, insieme al movimento dei coltelli, quindi quando si va ad azionare il movimento dei coltelli, si va ad azionare anche questo, che è un organo che va a raccogliere, a coinvogliare diciamo i tralci, girando in modo circolare, appunto va ad avvicinare i tralci, quelli più bassi, ai coltelli, in modo tale che diciamo alzi quei tralci che magari sono pendenti verso il basso, e li avvicini ai coltelli e vengano cimati in modo perfetto. In questo vigneto, più che una cimatura laterale, stiamo facendo una cimatura del top, quindi della parte apicale, perché questa varietà non è che spinge molto lateralmente nelle femminelle, e riusciamo ad andare a una velocità abbastanza buona. In questo caso siamo intorno ai 10 km/h, e riusciamo a fare anche velocemente questo lavoro. Coltelli partono molti residui, come potete vedere, ed è importante avere un trattore cabinato che quindi ci ripara da tutti i detriti e ci si sporca anche meno ovviamente, e quindi si può fare anche diverse ore sul trattore in modo molto confortevole. Qua vi faccio vedere l'ultima fila che ci manca da fare. Come vedete ci sono i tralci ancora che sporgono, e quindi adesso andiamo a cimarla e poi facciamo vedere il lavoro completo. Ecco, questo è il lavoro finito. Come vedete tutti i vigneti belli pettinati, con i filari belli ordinati, e adesso non ci resta che andare a fare il lavoro di defogliatura. In questo caso nell'incrocio Manzoni sarà una defogliatura molto limitata, molto superficiale, perché tende un po' a scottarsi come vitigno, per cui sicuramente andremo via con una marcia un po' veloce, e comunque dedicheremo un video anche appunto al macchinario che defoglia, e vi faremo vedere nelle prossime settimane come lavoriamo con la defogliatrice. Allora, siamo arrivati alla fine di questo video. Come vedete
stiamo procedendo con i lavori di cimatura. Qua abbiamo fatto parte per parte, per cui diciamo anche la parte apicale è stata cimata da entrambi i lati, e vedete stiamo sopra una spanna più o meno dai pali, in modo tale da non rovinare il macchinario. Ecco, noi siamo arrivati alla fine del video e grazie di essere stati con noi, speriamo che i contenuti siano stati piacevoli e ci vediamo alla prossima puntata.